Ne, ci sa chi ti dà? Il sole e la luna. Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Good morning, good morning, good morning, my guys. Sì, ma tu scappa da casa. Buona giornata a tutti quanti voi. Oggi è 31 maggio 2027. Guardate Fiorella e Baldeni oggi. Sì, Baldeni, no, perché Baldeni, ti perde il Kert, Baldeni, le sa per venuto. Io non Buongiorno ragazzi, Padrone, ma... alla vostra destra o sinistra, come allora, io Franco col cappello, e Lello. sì, però per capirci, con capito a Franco, con senza capito a gli amici avevano detto The Gate. Gate English Club, vai, inglese, ormai tutto quello ha parlato per l'inglese. Mamma. Quindi quello col cappello è Franco, quello senza cappello è Lello. Con mustezza, Il baffo di Lello vi piace? Mi piace questa cosa che ci abbiamo visto. Avete visto? Poi dice a che 16 dicembre facci vedere sacchi di due pezzi. Non siamo pezzi, no. Pareimo. Così è perché... Oh, va Michele Bello. Michele Bello, buongiorno a tutti. Dobbiamo fare un viaggio, dobbiamo fare da Barletta e Salerno. Salerno, sì, ma che sì. Buongiorno. Buongiorno signor Sebastiano La Vecchia, il grande. Sebastiano deve prendere un premio, il 2. Dopodomani, Sì. Ma ti ha offerto il caffè, hai visto? Lei un caffè e poi... c'è pure la Che premio? Ho preso che premio? Il 2 lo vai a dire. Il 2 verranno i due figli, che la figlia è capitano dei carabinieri. Sì. Grande Sebastiano, grande. Beh, a Vesta va da no. Ragazzi, scusate, oggi il sole è devastante, si è allargato sul mare. Oggi è bellissimo veramente. E niente, vedete, è vero, porta bene il fatto che siamo andati in diretta. Vedi quante persone oggi. Buongiorno carissimi, buongiorno, buona giornata a tutti. Buongiorno Maria, buongiorno. Ti fai lo stesso pure no, ragazzi, non siamo più a Dio, non mi scama la casa. Che favore, Che favore, più a Dio. Cacchiti sa un rubusciamento da Puglia, secondo me, Più a Dio non sono. Perché a quello è dovuto tutto, parolecce, schifezze, cose. Truzzolarei. Dice noi siamo educati, italiano, così. Vedi queste marchette. Si sono volgari, no, molto. A me non. Al di là del fatto che sono di Foggiani, che non mi interessa, ma per me non sono idonei. Al mio modesto Ficarra e piccone, manca Ficarra e piccone. Oh ragazzi, Olio e Stalio, no, Lello e Franco. Tom e Jerry. No, Lello e Franco. Tom e Jerry. Ognuno faceva cose sua. Poi vedete, ragazzi, compagni, anche ci sta che salveccia, apre pure lui. Dice che è bello. Mi dà la marchettella dell'amore. Solo sul mare. Vedete la marchettella dell'amore, vedete la marchettella dell'amore. Buongiorno Peta. Il nostro amico da Ulm, ciao bello Ulm. Una buona giornata, oggi è mercoledì 31, ultimo giorno di maggio. Non fatto l'ora che finisce che ci mangia la pizza. Una disperazione, stasera a mezzanotte ecco, se stasera qualcuno vuole invitare Lello a mezzanotte e 5, lui finisce il fioretto. Mamma Chi vuole invitare Lello a casa, una mangiata, dai, può dare che qualcuno ti invita. No, grazie a Dio. Non ci venga niente. Me la ricordate, Cappello quattro gol non ci lasciamo saltare.
bianco rosso, spezzato a tutto l'osso, zacchetta la nata golla in Serie B, ci va Ale, 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 un arretto mi va a segnare, ale, un arretto io porta a sé. Sociale, bandiera in mezzo a strada, bandiera bianco-rossa che ne ha scritto Serie B. San gira, io vendo lì frastire, ma questo presidente monastero l'hanno aperto. Ale, 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 un parletto mi va a segnare, ale, un parletto io porta a sé. Amici, questa è storia. 87, maggio 87, la Juve, corre catena Juventus, può essere facile, l'occhio da mano. Quando stavo a lì, si alza la Juventus. 87, abbiamo vinto il campionato nell'87. L'ho fatto 5 anni. Sei il trentennale. Quanti anni siamo stati in Serie B? 4 anni, abbiamo fatto 4 anni di Serie B, 4 anni di Serie B alla grande. Che cosa è successo quel giorno? Sì. Madonna, una delle cose più belle della mia vita, che non dimenticherò mai. Emozioni. Io un rete all'altro, uno meglio dell'altro. Sì, con il con la sciarpa. Cose veramente eccezionali. Dove stavi? A Roma, stavo a Roma e Torino. Abbiamo avuto la fortuna noi del 68, cioè quelli che hanno una certa età ora, dai 35 in poi, da 35 che eppure non è che se lo ricordano tanto bene, vedete il mare? Dima è un pazzo scatenato, è un pazzo scatenato. Ha rischiato di venire a sbagliare. No, vedete, ragazzi, ora facciamo una bella. Ragazzi, Cioè, io scendo, ragazzi. Oggi mi dice, ma chi sei tu sa tu camarano? Cioè, signori, questo signore che sta scendendo adesso, attento, ha chiuso. No, mi taseco, no, Dima. No, cioè io c'ho paura. No, Dima, buongiorno. Oh, bella, mi è piaciuta questa. C'è la maglietta, da dove ti alzi? Dove ti alzi? Buongiorno, Barletta West. Buongiorno, il signor Dima, ma un uomo verde Dima. Disma, oggi ci vediamo a casa, ti raccomando. Io alle 2 sto a casa, 2:05. Ciao, buon appetito. Ciao, grazie Dima. Ligi. Sai che parla vedere è nato? Per vedere che io vero. Però che da per casa a casa. Ciao leggero, Che marico. Ciao Michele. Sempre. È un manicomio, quello è un manicomio, è un grande però, è un grande, c'ha il cuore napoletano, perché il papà era di Napoli, però è una persona, sì, è un bravo guagnolo, è un bravo ragazzo, io lo conosco da tanti anni, ha i suoi difetti, non so. È un difetto di chi? Però ero un bravo guagnolo, davvero un bravo guagnolo. Se non sono matti, ne volevo. Chi di normale se stesso e Chiesa. Bravo. Il braccetto, vai. 5 minuti al braccetto, vai. Ragazzi, che potete vedere anche su YouTube ora, mi raccomando. C'avevi ragione ieri, 14:40. Sì, no. Arroggetini. Perché non ce la fa? Non ce la fanno a 15. Braccetto. Ma non lo so perché, che prima non era così. Cioè, non è che potevi sapere tutto lei. Non lo sappiamo il perché. A te era così. No.
palloni di pallone. Sì, certo. Sempre quella canzone. Va bene, va Non bene. possiamo sapere tutto noi. Che da casa Allora, stai dice, oggi Fra, per quanto C'è riguarda cosa? dice che dell'estate barlettana c'è stato. Ho letto sul giornale, hanno trovato il motivo. Hanno scoperto che il municipio tiene un calendario sbagliato. Ah, bella stufetta. Quindi, Ciao Gino, buongiorno! buongiorno maestro! Ah, mi dà barchette. Hanno scoperto che tiene un calendario sbagliato. Bello, 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 ragazzi, bello. Quindi bello. sembra che hanno recuperato un calendario nuovo Ah, e mo vedono che devono fare. c'è una Barletto, un problema, sai c'è Il calendario. a Barletta, lei è il più bello fermo del mondo. Veramente. Che bella sta canzone. Questa è una delle canzoni mie preferite di Gino Pastore. I vecchi femmini del mondo stanno là. A Barletta ci va tu freschetto. A Barletta ci va tu freschetta, tallì la giacchetta e te metti a mangiare. Ce ne femmina vista in tre, adesso mangiai, che scilla a tre. Che bella, questa è poesia. Romantica proprio. Piove, nave, blitta, non si ferma. E il menene più bello del mondo, il club a Barletto, paese da re. Questa è dedicata a tutte le belle donne, anche quelle brutte, baffute, ma siete sempre belle, perché siete di Barletta. Non state più baffute, che queste estetiste cose si fanno tutte belle. Che cinta corriva, Via, Dima, questa pantera si becia accedono. pure per scambiare. che tutti i tornei, bello, turbo, Ragazzi, oggi ecco cosa succede quando Lello non mangia la pizza che tu va. Ciao Chihuahua! Che bello, Bellissimo. bellissimo, Uno bellissimo. scorcio su questo, Subito, sulla subito. cartolina a disposizione. Bellissimo, ragazzi. così contenta, Quanta te vas? Che bella sera. Uno dei scandati, lei. Uno dei scandati. Ma tu semaforo, tu sei in Russia. Il menene più Sembra bello su del una mondo. Trova a Barletto, paese da re. Buongiorno Barletta, buongiorno amici, da Barletta Vestre, Lello e il grande Francesco. Francesco? Ma perché ti A me piace? l'anagrafe è Francesco, ma mi chiamo Franco, mi piace Franco, perché c'è la C. Anche a me dicono Lello, invece io sono Raffaele. Cioè, vi immaginate ragazzi, buongiorno Barletta da Raffaele Urus. Potiese Raffaele Urus, Lello Urus. Ah, così ok, mica stai sempre fermi. Invece me la metto, no? Vai. Cioè io non lo... No, non è a te, scusa, eh. Sta quattro. Vi immaginate Raffaele il Rosso, Lello Urus, Francesco. A me Francesco non mi piace. Ci schecca, fanno il Ora Cristo Signore. Sentiamo cosa ha detto Gilda. Ho visto una cosa interessante. Salutiamo a tutti quanti voi, salutiamo il buon maggio, che è stato un bellissimo maggio, nonostante tutto. Un comune di un calendario. È stata una bella cosa. Vi auguriamo una... Oggi voglio salutare io una persona che ci tengo, che ci segue sempre, che non scrive mai, la signora Marisa. È un'attenta manoscritto. Ciao Marisa. Poi voglio salutare Lella che ci guarda dalla Giorgia, una grande amica. Sì, però sta a Bari, ora sta in Giorgia e ci guarda lo stesso. È tornata a casa a trovare i suoi cari. Nunzia Rubino, buongiorno Lello e Ciccio. Ciao Nunzia, buongiorno. Buongiorno pure a te, qua ecco, vedi. Ecco, l'ultimo giorno. Però a me non ve ne scordate che hai fatto un mas di match e ve ne scordate c'ha chi